Parliamo adesso a questo punto del campionato di Serie D, perché il campionato di Serie D è stato un campionato interessantissimo sino all'ultima giornata, con la vittoria finale anche della CR Messina. Quest'anno, con il fatto che il campionato di promozione di prima categoria non si è disputato, abbiamo pensato bene di premiare quantomeno il campionato di Serie D, legandolo soprattutto alla tradizione siciliana, premiando il miglior allenatore siciliano, il migliore giocatore siciliano e anche il miglior dirigente siciliano del campionato di Serie D. Pertanto diamo subito lettura delle nomination del campionato di Serie D, che è stato vittima giustamente della data della manifestazione dei Penalty Awards, perché è chiaro che ad agosto molte squadre di Serie D sono già in ritiro e molti giocatori hanno già un contratto possibilmente con società professionistiche. Pertanto i 4 nominativi che erano in gara all'inizio per la vittoria finale, rimane soltanto una persona, solo un giocatore che ha confermato la sua presenza e che ho già visto qui nel parterre. Pertanto il miglior giocatore per quanto riguarda il campionato di Serie D della stagione 2020-2021 è Calogero Lapiana, che invito qui sul palco. Ciao Calogero, hai fatto fuori gli altri concorrenti in maniera semplice. Questo non vuol dire che tu sei meno forte degli altri, la vittoria è super meritata e io vi prego cortesemente, regaliamo un altro ennesimo applauso al vincitore di questa categoria, miglior giocatore del campionato di Serie D, miglior giocatore siciliano. A premiare la tua bella stagione sarà un allenatore sempre molto vicino ai Penalty Awards. È qui con noi e lo invitiamo sul palco Pino Rigoli. Buonasera Pino, tra poco arriva anche il tuo microfono personale. Ciao Pino, ben trovato. Lui è il tuo bimbo, che poi bimbo non è anche abbastanza grande. Eccolo qua il microfono. Buonasera a tutti. Ha eliminato quasi senza giocare, nel senso buono della parola, gli altri concorrenti. Un campionato di Serie D che è stato interessantissimo sino all'ultimo, con la guerra ACR-FC. Alla fine ha vinto l'ACR, credo anche abbastanza meritatamente. È stata una stagione travagliata anche per te, tutto messo da parte e guardi come al solito e fai bene, avanti. Assolutamente sì, è stato un campionato dove ci sono state tante interruzioni causa il Covid, però fortunatamente con la collaborazione di tutti, con la federazione, l'associazione allenatori e calciatori, si è riusciti a portarlo al termine, che sicuramente non era una cosa semplice, quindi complimenti a tutti, perché poi alla fine finire un campionato penso che sia l'obiettivo di tutti. È vero. Ma naturalmente complimenti pure al miglior giocatore siciliano. A Calogero. Ma tu cosa farai il prossimo anno? Dacci una news. Intanto stasera mi hai fatto doppiamente felice, perché mi hai invitato e quindi sono qua. Ci sono molti tuoi amici. Ho incontrato tanti amici e tante persone, ma principalmente Roberto Sorrentino, che lo vedevo giocare da bambino allo non stadio, soltanto tu. Rivederlo qua di nuovo di presenza è emozionante. Mi ha emozionato, perché fra l'altro si entrava al Ciboli, perché da ragazzini non era semplice entrare, quindi già entrarci era una fortuna, e quindi oggi vederlo qua, lui è un mister, quindi complimenti mister che sei qua con noi di nuovo, quindi... Bravo, grazie. Allora passiamo subito alla consegna a Calogero Lapiana quale miglior giocatore della stagione del campionato di Serie D. Complimenti a Calogero. Una battuta, Calogero. Il campionato di Serie D è sempre un campionato tortuoso. A Paternò avete sofferto qualche settimana, poi vi siete resettati e alla fine avete portato a casa meritatamente una classifica che vi permetterà la prossima stagione di disputare un altro campionato. Intanto buonasera a tutti e ti ringrazio per l'invito. Per me è un onore essere qui giustamente le persone mancano, però mi dispiace. Comunque sì, il Paternò abbiamo avuto un po' di problemi, però alla fine l'obiettivo era quello della salvezza e ci siamo riusciti.
Adesso una cosa che darà la possibilità del pubblico di farti un doppio applauso. Diventi papà tra pochissimo. Sì, tra pochissimo, sì, a dicembre più o meno. E abbiamo saputo anche il sesso. Femminuccia, una femminuccia. Femminuccia. Grazie a Calogero La Piana, grazie Calogero. Un'altra breve battuta con il caro Pino Rigoli, che dico sempre è un allenatore sopra le righe, perché riesce a dialogare con la squadra, che è quasi sempre stata la sua parte, perché ha un dialogo con i giocatori diretto che gli permette veramente di avere una disponibilità da parte dei suoi ragazzi che va oltre, e poi che spesso e volentieri paga anche un po' le bizze di qualche presidente. Non è cattiveria la mia, non ti voglio mettere in difficoltà, però certe volte io penso che qualche presidente dovrebbe pensarci 2 volte a fare certe scelte un po' inopinate. Ma sai, questo fa parte del gioco, fa parte del nostro lavoro. Noi naturalmente come allenatori, poc'anzi ho visto che hai premiato gli allenatori dell'eccellenza, tra l'altro è Gaspare, che è stato un mio calciatore, già lo era da calciatore, lui è allenatore, quindi mi fa piacere che lui si sia portato avanti e finalmente sta raggiungendo gli obiettivi che lui già da calciatore li portava avanti. Quindi questo è un mestiere un po' particolare, un po' difficile, come sempre un uomo solo al comando, che nei momenti belli sono tutti a darti una pacca sulle spalle, nei momenti negativi rimani da solo, e quindi noi abbiamo solo un momento che possiamo chiedere, che è quando ci chiamano. Quindi quando ci chiamano è il momento in cui dobbiamo dettare un po' le regole, a volte ci riusciamo, a volte non ci riusciamo, e quindi questo così, è il momento, è quando ci chiamano, o perché inizi o perché magari ti chiamano in corsa, quello è il momento in cui devi mettere un po' quelli che sono, chiamiamoli paletti, se posso dirlo. Va bene, allora buona fortuna per la prossima stagione, grazie. E complimenti pure per la location, io sono molto legato a lo Palma, sappiamo. a parte il mio amico Totò Catania, io qua ci ho fatto un ritiro, sono stato un mese, e devo dire che Palma, gente bellissima, Palma, ci sono delle persone straordinarie, quindi complimenti per le scelte oltre che per la location. Abbiamo un ricordo anche per te, per la tua presenza ai Penalty Awards. Grazie a Pino Rigoli, grazie, auguri anche al bimbo. Il premio Penalty Awards da un paio di anni a questa parte ha istituito anche una sezione particolare. La sezione si chiama Team Awards e vogliamo premiare un team in modo particolare ogni anno. E quest'anno insomma la redazione è andata fuori dalla Sicilia a pescare un nome, ma soprattutto una realtà romana di grandissimo successo. Parliamo di un presidente, ma parliamo in questo caso anche di una realtà che si chiama Monte Spaccato Savoia. Il presidente che vince il premio Team Awards 2021 è Massimiliano Monnanni, che invito qui sul palco. Buonasera presidente, arriva subito per lei il microfono. Consegniamo il microfono, eccolo qui. Grazie. Il premio Team Awards è un premio che vuole premiare soprattutto un team, una squadra che ha un obiettivo, che non è soltanto sportivo, è un premio che serve per alimentare sogni, speranze e, perché no, progetti. Sì, intanto grazie per questo invito. Essere qui in Sicilia fa sempre molto piacere, perché l'esperienza che abbiamo iniziato noi nel 2018 con il Monte Spaccato è in qualche maniera una società e un impianto sequestrato alla criminalità, oggi in confisca di primo grado, è indissolubilmente legato alla Sicilia per delle ottime ragioni, e sono 2 i nomi che ci legano alla Sicilia, nomi di cui penso tutti siamo orgogliosi, siciliani e italiani. Uno è quello di Don Pino Puglisi, perché il 15 settembre del 2018, 25 anni esatti dal suo assassinio, noi abbiamo deciso di intitolare quell'impianto, che era un impianto gestito da un clan che ha ricevuto 370 anni di carcere complessivamente per vari reati aggravati dal metodo mafioso, un clan autoctono romano e non siciliano, perché almeno questo. La mafia non ha colori regionali. E quindi abbiamo voluto esemplificare questa scelta con un nome simbolo, che è quello appunto di Don Pino Puglisi, e l'altro è quello di Paolo Borsellino.
Noi abbiamo avuto l'onore di ricevere il premio Borsellino e questo credo che sia uno delle cose più belle che noi abbiamo vissuto. Come dicevi tu, il nostro è un progetto che fa squadra. Ogni ragazzo della nostra squadra, noi siamo arrivati, la squadra societaria era stata retrocessa in promozione, oggi siamo in Serie D e l'anno prossimo faremo per il secondo anno consecutivo il campionato di Serie D. Ha più di 40 anni dall'unica esperienza del Monte Spaccato in Doppia Serie D. soddisfazione allora, Presidente. Sì, è una bella soddisfazione perché, ripeto, i ragazzi non si impegnano solo sul campo, con difficoltà perché sono ormai atleti che sono alle soglie del professionismo, ognuno di loro viene accompagnato da noi in un percorso di formazione, di ripresa degli studi, di completamento degli studi e di inserimento nei quadri societari e nello sport. Quindi abbiamo un allenatore che proviene dai nostri ranghi, ovviamente regolarmente patentato, e i quadri dirigenti che provengono da ragazzi che hanno fatto con noi un percorso che appunto diciamo, si riepiloga nel titolo del nostro programma, che è Talento e Tenacia. E la tenacia è stata sicuramente, lo sarà sicuramente anche nei prossimi anni, punto fondamentale per un percorso di enorme crescita. Un applauso dunque al premio Team Awards 2021 al presidente del Monte Spaccato Savoia di Roma, Massimiliano Monnanni. Io invito qui sul palco a questo punto colui che la premia, ovvero uno dei nostri sponsor partner. Tra l'altro abbiamo qui la nostra splendida Ilenia con il pallone ufficiale della stagione Freddoneve, ed invito proprio qui l'amministratore delegato della Freddoneve, Tony Freddoneve, che ci raggiunge sul palco. Ciao Tony. Allora, consegniamo subito a Tony Freddoneve il momento importante con la targa a Massimiliano Monnanni per quanto riguarda la sua presenza intanto qui a Palma di Montechiaro e soprattutto l'assegnazione del premio Team Awards 2021. Presidente, si porta a casa anche Bacco lei comunque, perché la cultura siciliana fa bene anche il pallone. Insomma, allora ceda il microfono alla nostra Federica, perché tra poco sarà anche Freddoneve a parlare. Grazie Presidente, buon ritorno a Roma, grazie. Allora Tony, abbiamo fatto, dicevo, delle apparizioni che sono servite per lanciare questo brand che ormai da un anno accompagna sia la trasmissione Penalty e poi è un po' il nostro sponsor ufficiale anche ai Penalty Awards 2021. Grazie allora, Ettore. Sì, parlaci un attimo velocemente di questo brand. Intanto ti ringrazio tantissimo. Scusate l'emozione, ma noi, diciamo, l'azienda è di Pavia, cioè io abito a Pavia ormai da 14 anni. Però, Sono di Catania e fra l'altro le mie radici, mio padre era di Porto Empedocle, quindi ho respirato io l'aria di Agrigento da bambino e rivedere questi posti. Infatti io subito quando Ettore mi ha chiamato, prima di tutto ho creduto credo a questa trasmissione a Penalty e al calcio. Io stamattina fra l'altro ho partecipato al convegno, ho assistito al convegno, molto interessante. E si parlava di distinzioni. Secondo me non sono distinzioni, sono varie categorie. Ci sono le categorie con portafoglio, come si suol dire, e categorie senza portafoglio. Ma non c'è fra i giocatori, gli allenatori, i dirigenti, non c'è dilettantismo. Perché a volte dice, ma il lavoro da dilettante significa uno che non sa lavorare. Io ho visto nelle serie, diciamo di Serie A, Serie B, nel professionismo col portafoglio, nelle categorie col portafoglio, anche giovani senza voglia di giocare. Quando invece ho visto nelle altre categorie senza portafoglio tanta voglia di impegnarsi. E quello è il calcio che ci piace noi. È un calcio secondo me senza trucco e parrucco. È un calcio puro, dove effettivamente c'è la passione e c'è la passione anche il dietro le quinte. A me ha fatto piacere fra l'altro stasera riconoscere anche alcuni, diciamo, dirigenti o il presidente bravissimo a cantare, perché questa trasmissione non solo valorizza i giovani, i giocatori del calcio siciliano, ma anche dei talenti, anche perché è molto più difficile fare il dirigente in queste categorie che in altre categorie. Quindi grazie. Ho aperto una parentesi tornando al nostro brand, che
Questo progetto esiste da 10 anni, ci abbiamo lavorato pian pianino, l'abbiamo lanciato da 1 anno e mezzo. Da 1 anno e mezzo perché per noi c'è solo una linea, cioè cambiano gli sport. Noi produciamo per tutti gli sport la linea unica, dalla Serie A alla terza categoria. Non facciamo distinzione noi, perché l'atleta anche nell'abbigliamento va rispettato nell'abbigliamento, nella tipologia, del prodotto, quindi rispettiamo la pelle dell'atleta. Qualsiasi categoria, anche per la scuola calcio, per noi il prodotto è uguale. Eri emozionato, ma non credo proprio. Allora, grazie, scusami. Dunque, per premiarti... Posso fare un ringraziamento? Dai, veloce. A parte Ettore, Maurizio Ciancio, Pianeta Vacanze beh, e Orazio Marino bene. e tutto lo staff, perché abbiamo sposato da 1 anno il marketing e la commercializzazione vengono curate da Pianeta Vacanze. Quindi grazie. Successo assicurato. Dicevo, ti faccio premiare da un personaggio che è molto conosciuto qui a Palma di Montechiaro, ma soprattutto in tutto il calcio siciliano e non solo. Lui si chiama Salvatore Catania, che invito qui sul palco. Direttore, buonasera, ci diamo il pugno. Allora, subito la premiazione per Tony Freddoneve e sarà appunto Salvatore Catania a consegnare il ricordo della partecipazione a questa 8ª edizione dei Penalty Awards. Grazie, grazie Tony, a presto, grazie. Al centro, direttore, sotto la tua gestione, compreso anche un miracolo ad Agrigento, sono passati tanti personaggi, tante emozioni, a dimostrazione che se c'è la volontà di salvare una società, di salvare un progetto, sicuramente si va avanti. Se poi invece manca quell'energia, le forze vengono meno e tutto crolla. Intanto grazie, buonasera a tutti. Per me è un onore, un privilegio essere presente questa sera su questo palco, soprattutto perché è la mia città, quindi è veramente bello essere presente e soprattutto rincontrarci con tante persone, tanti amici che in tanti anni di calcio, pur essendo modestamente giovane, però insomma ne abbiamo fatta ne è passata di strada, acqua sotto i ponti, tra giocatori, allenatori, dirigenti, ma giornalisti, ma soprattutto, permettimi di dire, gli amici della federazione da Santino Lopresti, a Sandro Morgana, che è stato il mio presidente regionale, e mi devo raccontare un aneddoto che porto nel cuore. Ho avuto l'onore di rappresentare la Sicilia come delegato regionale a Roma alla federazione in un consiglio nazionale, sostituendo la buonanima dell'onorevole Filippo Lentini. Sì. Arriva spontaneo l'applauso, direttore. E in quell'occasione ho avuto il privilegio e l'onore di votare per l'entrata in vigore del Dipartimento del Calcio Femminile. E questa è una cosa che... Attenzione, perché il presidente Morgana ha un progetto sul femminile qua in Sicilia che stravolgerà gli equilibri. Ma infatti quando il presidente Morgana mi parlò di questa iniziativa, con tanta passione e tanta verve come lui lo ha sempre dimostrato nella sua carriera, abbiamo accolto tutti all'unanimità la sua volontà e l'abbiamo portata avanti. Questo è stato il passato, quale sarà il futuro prossimo? Qualche piccola anticipazione: sei dentro il calcio da tanto tempo, è impossibile rimanere fermi. Allora, io non pratico più calcio attivo da 4 anni, l'ultima mia esperienza è stata ad Agrigento quando ci salvammo in Serie C tramite i play-out, ed è stata una parentesi tra i professionisti. È sempre il passato, voglio sapere il presente. No, io posso parlare al momento solo del passato. Va bene, per allora il futuro, ti guardi intorno, Preferisco far pagliare gli altri. Giusto. Anche per te la targa ricordo per la tua presenza qui ai Penalty Awards come eccellenza siciliana. Grazie per essere stato con noi. Grazie. Salvatore Catania, grazie direttore. Rush finale, abbiamo tra poco
un premio importantissimo alla carriera. Abbiamo da concludere anche l'assegnazione quale miglior dirigente del campionato di Serie D e anche quale migliore allenatore del campionato di Serie D, però dobbiamo prenderci un'altra pausa musicale anche per rifiatare un po' tutti noi. Se abbiamo iniziato con Antonio Monforte raccontando una parte della Sicilia, vogliamo continuare a raccontare la parte migliore della nostra bella terra con un'altra interpretazione, grazie anche alla presenza di Giampaolo Caruso e la sua canzone molto ma molto interessante. Con noi Giampaolo Caruso. I primi passi in sta terra, marcare a fuoco l'ume cori, crescia forte sentimento, il lume mare e pisto soli, erano anni di incoscienza, fra notte e giorno e un po' d'amore, io mi sentivo come un gabbiano, sfidare d'impetu lo vento, lasciare casa e lo paese, vincendo d'essere contento, ma io ti giuro a cuore in mano, di marinaro torno capitano. E allora corre, 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 corre che ho forte di un destino, contro lo vento, la tempesta, contro la miriade lo vicino. E allora corre, 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 per quando soli ti fa l'inchino, e per l'amore di sta terra tu fatti uomo, fatti paladino. Mettici cori, mente, arma, da tutti i passi da tua vita. Io che aperti a te inganna, perché un c'è nudo che t'aiuta. Venite stretta la famiglia, donde c'è Ida, non c'è pianciuta. Parole santi, parole scritte, parole schiette, nomini dritte. Ti son padre dentro all'occhio, di cui cresceva come un suo figlio. Da lì avanti all'orizzonte, che sei la strada che ti consiglio. E allora corre, 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 corre che ho forte dello destino, contro lo vento, la tempesta, contro la miriade lo vicino. E allora corre, 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 fin quando soli ti fa l'inchino, e per l'amore di sta terra tu fatti uomo, fatti paladino. Corre, 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 corre che ho forte di un destino, contro lo vento, la tempesta, contro la miriade lo vicino. E allora corre, 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 per quando soli ti fa l'inchino, e per l'amore di sta terra tu fatti uomo, fatti paladino. Complimenti, grazie, grazie Giampaolo, hai continuato la tradizione siciliana, tra l'altro abbinando il tuo marchio di birra, perché lui è l'amministratore delegato di quella birra che abbiamo dato ai nostri partner e anche alle nostre sponsorizzazioni. Che dire se non innanzitutto 91026 volte grazie a tutti voi, in particolare che a poi te per sarebbe avermi... il prefisso E il codice avviamento postale della mia città era il miglior modo che ho trovato per dare unicità e autenticità, poi il gusto e la storia parla da sé. Grazie per avermi invitato. È stato un piacere anche mio. Quale migliore occasione per poter anche parlare di ciò che faccio. Più che birra io pensavo di lanciare un messaggio. La canzone che avete ascoltato si chiama Paladino di Lumedistino. Io penso che tra le esperienze che ho sentito qui raccontare, i premi che avete dato, è la migliore dimostrazione che quando ci si batte per le cose in cui si crede, fosse lo sport e anche la vita, si può fare certamente molto di più per la propria terra e per il destino di ognuno di noi. Grazie Giampaolo, grazie. grazie Giampaolo. Proseguiamo e adesso parliamo della nomination legata al gruppo dirigenziale del campionato di Serie D ed invito qui sul palco coloro che sono in nomination quale miglior appunto dirigente siciliano. Abbiamo Claudio Cammarata della CR Messina, Nunzio Calogero del Marina di Ragusa, Giuseppe Furnari del Biancavilla e Michele Mazzarra del Dattilo 1980.
so tutto, lui è il team manager del Dattilo. Allora, da quello che vedo siete soltanto due, a premiarvi sarà un dirigente sportivo, una persona che conosce da molto tempo il calcio, lo ha vissuto scoprendo talenti, è anche un amico della nostra manifestazione. Parliamo di Alfio Sanfilippo, che invito qui sul palco. Buonasera Alfio, buonasera, eccoci qui. Allora, pronti? Diamo il microfono al nostro Alfio con la busta contenente il nome di colui che vince e che chiaramente porta a casa un premio importante per una stagione impegnativa per entrambi, perché anche se il Dattilo non l'ha vinta, insomma, per qualche settimana ha fatto sognare i tifosi di Trapani, ma secondo me li farà sognare adesso, prossimamente, mentre invece tu hai praticamente vinto ogni anno da un paio di anni a questa parte. Parliamo in questo caso della CR Messina, un po' più spostati. Allora, hai bisogno degli occhiali? Cos'hai bisogno? No, non hai bisogno di nulla, hai bisogno solamente di leggermi colui che vince il premio per questa stagione. Per fortuna ancora ci vede. Vabbè, ci mancherebbe. Allora, il miglior dirigente Claudio Cammarata. ACR Messina. Eccola qui, consegniamo la busta a Federica, che a sua volta porge la targa da consegnare a Claudio Cammarata, miglior dirigente siciliano per il campionato 2020-2021. Claudio, hai vinto col Troina, hai vinto con il Licata, hai vinto con la CR Messina, ma ogni tanto perdilo qualche campionato. Diciamo che da qualche anno c'è questa costante. Ricordo anche che 10 anni prima ho fatto una bivinta, 8 anni di A con 7 salvezze. Questo è sottinteso. Diciamo che qualcuno ha detto Portofortuna, io dico anche Portofortuna, però di solito chi cerca di lavorare in maniera competitiva mi ha chiamato, quindi diciamo che è stato un giusto riconoscimento l'essere stato chiamato da tante squadre. Poi l'impegno ce lo metti alla stessa maniera da quando facevo il presidente in prima categoria, quando giocavo, a quando ho fatto gli 8 anni di A, a quando ho lavorato in queste piazze. Ho dato sempre tutto, quest'anno poi è stata una stagione lunghissima, logorante, pesante. Fin dal primo giorno abbiamo capito che era da correre, spaccarci le schiene perché avremmo vinto il campionato. Non lo dico adesso, l'abbiamo detto subito, perché c'erano dei momenti nei quali veniva da dire cosa stiamo facendo, però avevamo questa stella cometa che ci guidava, quindi peccato averlo vinto e poi è finita come è finita. E va bene, però l'importante è che comunque porti a casa un premio ed un grande riconoscimento. Consegniamo anche in rappresentanza di Michele Mazzarra al team manager di un Trapani, perché ormai non è più Dattilo, direttore, ormai parliamo di Trapani che ritorna con la voglia di essere di nuovo protagonista del calcio siciliano e non solo. Grazie intanto, buonasera, grazie per il premio. Sì, noi abbiamo avuto questo grande piacere, diciamo che tutta la cittadinanza trapanese davvero ci ha spinto finché noi andassimo questa direzione. Sappiamo che questo trapasso tra un piccolo paesino, una contrada di 600 abitanti, rappresentare una intera provincia diventa davvero difficile, anche perché sappiamo il passato e l'abbiamo vissuto tutti, sia da sportivi che da tifosi. Al provinciale si sono viste partite di un certo livello, quindi per noi è davvero un'impresa davvero titanica, ma ci siamo prefissati con tutta la società che un passettino alla volta cercheremo di fare quello che ci compete nella maniera più tranquilla e più sana possibile. Abbiamo delle pressioni importanti chiaramente per il pubblico, però sanno che noi abbiamo fatto una scelta di cuore, una scelta davvero importante e loro hanno capito questo. Speriamo di fare del nostro meglio, ce la metteremo tutta. Ci riuscirete. Grazie alla CR Messina e al nuovo Trapani. Complimenti, grazie. Alfio, dirigente sportivo da tanto tempo, scopritore di talenti, non voglio parlare sempre delle stesse cose, dico soltanto che ho bisogno di una tua definizione sul calcio che verrà, su questa nuova stagione che vedrà, spero, di nuovo protagonista tanti giovani. Allora, buonasera a tutti. Non potevo mancare stasera, prima perché sapevo di una presenza importante, non lo vedevo da tanti anni, che sarebbe Roberto Sorrentino. Ci conosciamo da tanto tempo, lungo percorso, quindi non potevo mancare. E poi i due presidenti, ogni volta ci vediamo qui in questo incontro,
e sono veramente contentissimo. E poi sono contento anche dei presidenti dell'associazione allenatori, che anch'io faccio parte, però non esplico più l'attività di allenatore. E ho sentito anche delle belle parole. Abbiamo anche per te la targa ricordo per la tua partecipazione ai Penalty Awards 2021, accompagnato anche dalla birra tutta siciliana. Grazie ad Alfio Sanfilippo. Quasi in conclusione, quando abbiamo organizzato la scaletta abbiamo detto è un personaggio talmente importante che deve essere la chicca finale. Siamo contenti di ospitarlo qui all'interno della nostra 8ª edizione dei Penalty Awards. Premio alla carriera 2021 ad una storia vivente del calcio italiano, ad una storia vivente della Roma che ha vinto un campionato meraviglioso, che ha sfiorato anche il successo europeo in una finale purtroppo persa contro il Liverpool. Premio alla carriera 2021 ad Ubaldo Righetti. Grande Ubaldo. Anche colonna della nazionale, dobbiamo dirlo, anche colonna della nazionale. Buonasera. Giocatore che stava dietro di tutti con il suo fisico statuario, perché ancora devo dire che è alto e in perfetta forma, e hai fatto sognare Roma, anzi hai onorato questo grande sogno con una vittoria meravigliosa di un campionato, una finale ahimè persa in malo modo, però bisogna ricordarlo per forza. Lo so, purtroppo spesso e volentieri chi perde ricorda un po' troppo spesso tutto questo, però va bene, hai ragione, fa parte parliamone di un percorso, poco, fa parte di un percorso. Che dire, l'attesa è stata lunga, ma ne valsa la pena. E ti chiediamo scusa sull'attesa. No, assolutamente, scusa, è stata molto, molto interessante, perché chi ha partecipato, chi mi ha preceduto, insomma, i discorsi sono seri e importanti e vanno affrontati in una certa maniera. Io ringrazio veramente tutti, ma questo è scontato, uno lo dice per prassi. Però anticipo una cosa, se mi permetti. Certamente. Inventatevi un altro premio il prossimo anno, non sarà questo. Se devo premiare qualcun altro, io voglio ritornare. Sei innamorato già di questa terra? Sì, ma io un po' la conoscevo, quindi inventatevi qualcosa. Vedremo cosa succederà. No, uscirà qualcosa, non c'è molto da impegnarvi, perché è straordinario. Io ho vissuto anche esperienze qui in Sicilia, ho allenato il 2000-2001 il Gela, poi qualche anno dopo anche il Vittorio, esperienze da allenatore importanti. Adesso fai il commentatore però. Ho fatto un po' tutto, ho fatto anche il dirigente, quindi è importante sperimentare, avventurarsi, conoscere i presidenti, che stasera ne ho conosciuto veramente straordinario. È vero. Perché come c'è il detto, no, che i presidenti se la cantano e se la suonano, e stasera abbiamo avuto dimostrazione straordinaria, se l'è cantata anche bene. Ubaldo, ti volevo chiedere, prima di passare alla premiazione e prima di invitare anche colui che ti premierà, di quella Roma vincente, qual è il ricordo che rimane indelebile nella tua mente? Beh, ma sono tanti. Io mi sono affacciato che ero giovanissimo, quindi mi sono rapportato con giocatori di uno spessore internazionale ed è importante, quindi lavorare con loro ogni giorno era dimostrare di essere alla loro altezza, perché dovevi guadagnare la fiducia, ma anche la fiducia dell'allenatore, e con loro sono cresciuto. Si è vissuto un momento incredibile, che si è avvertito immediatamente quando si parla di gruppo, di spirito, ed è vero, perché poi si è alimentato giorno dopo giorno, è diventato sempre più forte. La dimostrazione è anche nei momenti di grossa difficoltà. Nei momenti di grossa difficoltà uno dice sempre il gruppo, però in quelle situazioni un giocatore porta sempre ad andare da un lato che dall'altro, scarica responsabilità, invece noi eravamo sempre a supporto, uniti, a supporto del compagno. E poi stavamo in un ambiente importante, sano, il presidente Viola, ma soprattutto avevamo un allenatore all'avanguardia che stava avanti, e potrebbe essere ancora adesso il signor Lidom, il Barone, che stava già avanti molto anni luce rispetto a tanti altri allenatori, e anche oggi sarebbe moderno. È vero. A premiarti sarà il presidente Ajax Sicilia, ovvero José Sorbello.
José Sorbello, tra l'altro, è un presidente dinamitardo e soprattutto poliedrico, perché è riuscito, secondo me, a dare una svolta impressionante all'AIAC, all'associazione allenatori. Microfono per José. Portiamo dentro questa targa che consegniamo a Ubaldo con anche il ricordo siciliano di Bacco. Ci tengo. Sei un buon gustaio, quindi sicuramente avrai. Eccola qui, la presenza di Ubaldo Righetti, premio alla carriera per quanto riguarda i Penalty Awards 2021, con anche il ricordo di Bacco. Grazie Ubaldo Righetti, grazie, grazie. È chiaro che davanti a una platea che vede il presidente regionale AIAC e 3-4 presidenti provinciali AIAC, chi si esprime sull'AIAC si esprime bene. Beh, questo è anche giusto, certo. Cioè, voglio dire, non possono parlare male della loro famiglia. Ecco, al di là di questo, io penso che l'associazione abbia un ruolo importante. Intanto fa parte come componente tecnica della Federazione Italiana Gioco Calcio, quindi fa parte del sistema, quindi non è una meteora che sta fuori. Non è un'entità a parte. No. Quindi è la prima cosa. Poi si preoccupa della crescita, della formazione dei propri associati e non, perché quando si raggiungono certi obiettivi si raggiungono per tutti gli allenatori, non soltanto per gli iscritti. Gli iscritti hanno delle agevolazioni eventualmente per poter utilizzare le informazioni o la formazione, ma questa vale per tutti gli allenatori. Se oggi tutte le squadre FIGC, dalla Serie A ai piccoli amici, devono obbligatoriamente avere un tecnico abilitato, che è merito di una concertazione dove l'AIAC ha avuto un ruolo determinante, è merito dell'AIAC, ma riguarda tutti, non soltanto gli associati AIAC. Quindi questo è bene che tutti i colleghi lo capiscano e si possano avvicinare all'AIAC, perché l'AIAC, oltre a essere un'associazione che tutela i diritti degli allenatori, è un sindacato, non dimentichiamolo, quindi porta avanti le lotte, le battaglie a favore dell'allenatore. L'allenatore, come diceva Pino Rigoli, è un uomo solo, Pino, e non sempre è al comando. È vero, Questa è vero. Allora ti consegniamo la targa per la tua presenza ai Penalty Awards. Possiamo dare il microfono, attenzione che è elettrico. Grazie. Ultima nomination e poi concludiamo questo grande evento dedicato al calcio dilettantistico siciliano. Passiamo alle nomination quale miglior allenatore appunto del campionato nazionale dilettante. Sono in nomination Tommaso Napoli del Rende, Pietro Infantino della Cittanovese, Orazio Pitadella del Biancavilla e Nicola Terranova del Castrovillari. Ultimi saranno i primi. Ciao Tommaso, ciao Pietro, al centro. Tra l'altro siete in due, quindi due hanno rinunciato a premiarvi il top per quanto riguarda il gruppo dirigenziale della federazione, il ritorno qui sul palco del presidente Sandro Morgana. Sarà lei ad aprire la busta. Possiamo consegnare la busta al presidente Morgana. Pertanto c'è un vincente, c'è un perdente, ma siete comunque sempre vincenti, perché ogni domenica giustamente date il massimo, quindi meritereste ogni domenica, secondo me, un premio di riconoscenza. È lo sport. Presidente, è pronto a darci il nome? Prontissimo. E allora, miglior allenatore per il campionato di Serie D, Tommaso Napoli. Rende, una stagione incredibile per Tommaso. Diamo subito al presidente la targa che passa a Tommaso Napoli, tra l'altro conosciuto molto bene qui nel territorio di Agrigento. Tommaso, allora io dico sempre che anche se non si vincono i campionati è come se il sogno di averlo vinto portando una stagione in porto è sempre vincente.
Sì, innanzitutto buonasera a tutti, ci siamo salvati. Alla grande, devo dire. Per cui ringrazio Alla grande. i miei ragazzi che hanno fatto grandi sacrifici, abbiamo ottenuto una vittoria importante quanto aver vinto un campionato come la CR dell'amico Cammarata. Anche tu hai fatto un mezzo miracolo, perché comunque con la Cittanovese sei andato, sei tornato, hai portato a casa un risultato di una salvezza. E che dire, è come se fosse un altro campionato vinto, e tu di campionati vinti insomma ne hai avuti, sia da giocatore che da allenatore. Sì, buonasera a tutti. Io credo che il nostro mestiere non è solo della tattica, noi siamo ambasciatori di valori, Giusto. soprattutto chi è fuori dalla Sicilia. Io ho avuto la fortuna di girare quasi tutte le regioni italiane. Credo che questo messaggio lo dobbiamo portare e insegnare ai ragazzi a comportarsi in una certa maniera. Dico solamente, faccio i complimenti alla Lega perché ci ha fatto ripartire, questo era un segnale importante per tutto il movimento giovanile e lavorativo. Non è stato facile, però faccio i complimenti alla Lega perché è stato un anno difficile, noi ci siamo fermati 2 volte per Covid e 2 volte per le soste obbligate per i recuperi. Non è stato un anno facile, però un campionato a spezzatino e quindi doppiamente credo che si è visto veramente il valore del tecnico. Io ho avuto la soddisfazione perché, come dicevo prima, essere premiato o essere riconosciuto dall'amministrazione comunale di Cittanova per i comportamenti e per i messaggi e i valori che ho trasmesso, questa è la più grande vittoria che l'allenatore può ottenere, non solo sportivi ma umane. Grande uomo dunque Pietro Infantino, grazie per essere stati presenti ai Penalty Awards, grazie a Pietro. Buonasera a tutti. In bocca al lupo per la stagione, in bocca al lupo per la prossima, grazie. Presidente, al centro di questo palco, come all'inizio di questo spettacolo dedicato al calcio dilettantistico siciliano, intanto la ringrazio per la sua presenza, per essere stato sempre lì attento su ogni parola che hanno detto tutti gli addetti ai lavori, dai giocatori ai calciatori anche agli ospiti, e credo che la sua attenzione sia anche una sua caratteristica, perché l'ho notato anche nel convegno che abbiamo fatto questa mattina. Attenziona sempre le parole, dà il giusto significato e poi le racconta condividendole, e anche quando non le condivide con classe e precisione. Beh, intanto la ringrazio, non so se è sempre così. No, è un dato di fatto, io leggo molto spesso e quindi mi accorgo. Ebbene, io sì, ho seguito con grande attenzione, ho ascoltato le cose che sono state dette. È ovvio che assumiamo degli impegni nel momento in cui siamo qua, quindi i campionati devono ripartire tutti, e devono ripartire tutti in condizioni di grande sicurezza. Quel determinato livello di sicurezza va garantito per tutti i campionati, perché ci si ammala tutti nella stessa maniera. Quindi questo è il mio impegno, questa è la cosa che noi facciamo. Abbiamo parlato tanto di educazione, lo abbiamo detto stamattina. Per noi è fondamentale, è di fondamentale importanza il ruolo che noi dobbiamo avere, che i nostri dirigenti devono avere, che i nostri tecnici devono avere. E se Santino Lopresti dice determinate cose, le dice perché sa quello che dice, non le dice così, quindi non le dice per caso, sa quello che dice, sa quale richiamo deve fare e soprattutto lo fa in maniera elegante, lo fa con tanto stile. E noi con i nostri dirigenti siamo molto duri, e lo sapete benissimo, non lasciamo passare niente e non lasciamo passare soprattutto la violenza, non lasciamo passare quelle cose che offendono lo sport. Ecco, noi siamo qua perché spendiamo la nostra vita per questo. Io ho passato 6 mesi, per fortuna ho degli amici che mi stanno molto vicino, Santino innanzitutto, poi tutti gli altri. Ho passato 6 mesi duri, dall'8 gennaio al 30 giugno, perché abbiamo consentito una ripresa. Se oggi c'è stata questa manifestazione, se ci sono stati questi premi, se questi calciatori, questi allenatori, questi arbitri non ce n'è. No, per fortuna. No, arbitri non ce n'è. Se questi hanno potuto prendere questi premi, se abbiamo voluto fare questa manifestazione è perché abbiamo avuto il coraggio di riprendere l'11 aprile le nostre attività, e lo abbiamo fatto a costo di grandi rischi. Quello che io passavo il sabato, io sono uno molto ansioso, quello che passavo il sabato e la domenica era indicibile. La preoccupazione dei contagi, la preoccupazione di dover fermare,
non c'è stato un contagio. È vero. Non c'è stato un contagio, In bastava eccellenza rispettare zero. le regole e l'abbiamo fatto. È vero. È stata la nostra grande vittoria, amici miei. Stile e soprattutto le regole che sono fondamentali di una federazione che continua a progredire anno dopo anno, ma soprattutto presente sul territorio con i risultati che poi sono dalla vostra, perché la partecipazione delle società dei giovani è sempre continua. Certo. Abbiamo per lei il premio Eccellenza Siciliana per questa sua presenza qui ai Penalty Awards 2021. Grazie al presidente Sandro Morgana. Grazie presidente. Grazie ancora. A presto, grazie. Attenzione, perché dobbiamo a questo punto invitare qui sul palco i saluti finali dell'amministrazione comunale di Palma di Montechiaro e abbiamo il vice sindaco Salvatore Scopelliti che eccolo qui ci raggiunge perché è doverosa in questo momento la presenza dell'amministrazione comunale con un saluto conclusivo alla nostra manifestazione. Lunga, però è anche vero che i premi sono quelli, le chiacchiere sono tante, bisogna dare spazio a tutti, come del resto bisogna dare spazio anche ad una realtà come Palma di Montechiaro che da qualche anno a questa parte, come ha detto anche il sindaco proprio in apertura, ha dimostrato che ha voglia di essere protagonista nel turismo internazionale. Sport e turismo, sport e cultura si legano perché, come si diceva poc'anzi, scuola calcio è anche scuola di educazione. È vero. Grazie, e allora a questo punto appuntamento al prossimo anno qui a Palma. Grazie al vice sindaco di Palma di Montechiaro Salvatore Scopellito. Il premio, vogliamo cortesemente ritirare il microfono al vice sindaco. Grazie vice sindaco, grazie. Allora siamo veramente giunti al momento finale, ci scusiamo per qualche allungo, ma spesso e volentieri non dipende neanche da noi, ma certe circostanze, ma soprattutto la presenza di un parterre così ricco ci porta spesso a scivolare nella tempistica e su questo ci scusiamo. Ogni anno diciamo sempre che dobbiamo accorciare, però poi ci ritroviamo coinvolti anche in alcune emozioni che sia gli allenatori che i giocatori e i presidenti ci raccontano di una stagione. La scorsa sapete tutti come è finita, è stata una stagione lunghissima e raccontare quelle emozioni un po' ci fanno venire in mente anche insomma le cose belle e la voglia di non mollare mai, come ha sottolineato anche il presidente Morgana. Io voglio qui sul palco adesso Federica Di Benedetto, perché Federica Di Benedetto è colei che ormai da 8 anni accompagna la presenza femminile sul palco della nostra manifestazione. Vieni qui al centro. Tra l'altro una bellezza mediterranea, una bellezza che ci fa capire come la cultura accompagnata con questo territorio in abbinamento ha sempre un grande successo. Per te abbiamo un ricordo con Ciuri Amara, con il suo inventore, un amaro esclusivo, Mario Franchino, che consegna a questo punto alla nostra bellezza femminile questo amaro aromatico che parla veramente della Sicilia. 30 secondi di promo. Assolutamente, 29-28, ok. Volevo dire solo una cosa, Ettore Tortorici, Maurizio Ciangio, Francesco Bellia, stasera vogliamo noi come azienda Sciuramara dare un riconoscimento, oltre a questa bellissima ragazza, a queste persone che hanno dato tantissimo, avete premiato gli altri e avete fatto tantissimo. Questo ha significato e ha segno che quando facciamo qualcosa per la nostra terra, insieme uniamo le forze, le capacità, le intelligenze, possiamo fare veramente tanto. Sciuramara nasce per questo. Il jingle è Sciuramara ama Sciuramara, perché una parte del ricavato va per persone disagiate e per dei villaggi dell'Africa. Grazie a voi. Grazie Mario. Grazie a Federica. 30 secondi per dirvi grazie a tutte le persone che hanno lavorato dietro a questo evento dei Penalty Awards. Mi piace sottolineare la figura soprattutto di alcune persone che mi sono vicine appunto da moltissimi
tantissimo tempo, Salvo Campo, Angelo Pandolfo, Orazio Marino, non vorrei dimenticare qualcun altro, chiaramente non posso non ringraziare in modo particolare Maurizio Ciancio della Pianeta Vacanza Consulting e anche la figura di Francesco Bellia con tutta l'amministrazione comunale di Palma di Montechiaro. È stato un piacere stare con voi, vi aspetto alla prossima stagione calcistica. Grazie a tutti, arrivederci.